adesso svengo. Resisto, insisto, persisto e non desisto, resto sul posto ad ogni costo, mentre mi chiedo cosa stanno pensando quelli che adesso stanno guardando, che la ragazza sembra proprio una vecchietta, che anzi sul naso ha una gobbetta e non dovrebbe poi mangiare mai più per non straripare dalla TV. Dimenticasse tutti i sogni di Gloria, sarebbe meglio raccogliesse cicoria. E adesso crollo, lo so che adesso crollo, io so che adesso crollo ma non mollo, e anche se non crollo vi lancio un appello. Con un coltello, un fucile, bomba a mano, un manganello, in qualche modo mi dovete fermare che non so più come continuare. Ho terminato le parole del testo e mi ritrovo in un momento nefasto, mi arresto. Buongiorno a tutti, ma andiamo subito al sodo e sentiamo che cosa c'è scritto. Dolcissima Miriana, alla quale do un bacione subito. Sono Miriana, sono stata delegata per porvi un quesito. Perché viviamo? Sentiamo la prima telefonata. Drin, pronto. Ciao Miriana, sono Francesca. Ciao Francesca, secondo te perché viviamo? Ma io penso soprattutto perché per il fatto della mela, Adamo ed Eva. Quale mela? Il Adamo ed Eva, il peccato originale. No, è molto bella come risposta, però non è. Non fa niente, Mira, sei stupenda, sei la più bella di tutte. Grazie, sono belle tutte quante. E adesso la gratissima Alessia Gioffi, adesso non la vedo, che voi la vedete soltanto al momento dell'esibizione, ma non sapete cosa mi combina a me. Oddio Tatiana, è giunto il mio momento. Che posso fare, Tatiana? Voglio fare qualcosa che sconcerti, qualcosa, ma già è sconcertante quello che fai. No, ecco cosa faccio. Quando scendo giù alle scaline, ragazzi, tiratemi la sedia in testa, sì, spaccatemi, vi prego, bucatemi da parte a parte. O se no, ecco cosa faccio. Fate togliere il letto dalla piscina e mi butto di testa, sì. Grazie. Non te la devo dire mai, dai. La dolcissima Maria, grande riviera, e c'è stata mia imitare Margi. Lei è la dolcissima Margi, che tutti conoscete, alla quale sono molto affezionata, e dice sempre: Adazia, oggi non m'inquadra buon compagno, perché non m'inquadra? Guarda, siamo tante ragazze, un giorno una, un giorno l'altra toccherà a tutte. No, lo so perché sono mezza da Marzinica, mezza da Parigi. So da colore, ma sa che non gli piace ragazza da colore. È stupenda Marzi, non è vero? È stupenda. Bravissima, ciao, grazie Dani. Grazie. Emanuela Palatta, che è una ragazza simpaticissima. Emanuela, potresti venire un attimo qui da me? Manuela, vieni un attimo. Dai, Emanuela. Ecco Emanuela. Allora, ragazza dolcissima, presumo l'abbiano già ascoltata. Di qualcosa. Dove stai? Tatiana, non mi fai imitazioni, Mi sta azzardata, Quella Tatiana che se mi imiti alla fine, Guarda, io dico a Pamela, io dico a mia madre, Non mi imitare, Tatiana. È dolcissima. E la prossima volta ne farò tantissime altre. È dolcissima. E la imitata anche se non voleva. Grazie mille Tatiana, sei stata strepitosa. Grazie. Grazie.